Sindaco Zanonato, il bilancio a scadenza annuale spesso costringe i sindaci all'amministrazione ordinaria, alle cose proprio di ordinaria amministrazione. Sarà possibile arrivare a un bilancio a scadenza triennale o addirittura quinquennale come prospetta da tempo l'Anci Veneto? Beh, questa cosa sarebbe assai interessante perché consentirebbe di programmare la spesa e di avere una certezza e una tranquillità. Dal punto di vista dell'ordinamento generale dello Stato e della finanza pubblica non so se è possibile, anche lo stesso articolo della Costituzione, il 119, dice che i bilanci dei comuni si ispirano all'ordinamento generale nel campo della finanza pubblica. Però è sicuramente uno spunto interessante, potremmo avere sicuramente una capacità di spesa molto più tranquilla. Con il sindaco si fa anche un bilancio generale e si prosegue negli investimenti e nella spesa che ogni amministrazione deve fare. Certo, avrete pressione magari il governo anche in questo senso o in alternativa che misure pensate di proporre? Ma adesso abbiamo avuto il problema dei tagli e quindi abbiamo dovuto ridurre complessivamente la spesa del comune. In parte questa cosa per noi ha significato ridurre il numero di dirigenti, sono andati in pensione e non li abbiamo sostituiti, abbiamo usato dipendenti interni, promuovendoli e dando loro la funzione di dirigente, in parte con delle riduzioni di spesa, a volte nel campo degli investimenti, a volte nella spesa corrente, in parte abbiamo cercato con aumenti di tariffe di aumentare le entrate. Per ora, per quest'anno, siamo riusciti a rimanere all'interno del pareggio di bilancio e all'interno del patto di stabilità. L'anno prossimo avremo un ulteriore taglio, non so come andrà a finire perché è un taglio pesante, quest'anno 6 milioni e mezzo, l'anno prossimo altri 4 e mezzo. Ogni giorno ha la sua pena, ci penserò quando è ora.